Laio non laio. Laio, scupa! Laio magari chissà, scupa! Senti, guarda, va, ti scopi per fare ti scopi. Io che solo, fatti in solitario, fai soccorso e con te non ci voglio giocare più. Dai, a altri pensieri, ma a destra è sogno troppo rinfuso. Per la marcia che mi ne scappassi. Mi ne sta stare a 3.000 km di distanza. Mi ne stai stare all'America. E bravo, con giuristi. Che babbo, ma la conosci a tua socia? Chi da ti venisse a pigliare un sì? Che bello che ci vediamo magari gusto. Certo, perché mentre prima segnava una figlia amica, ne tua cognata, ora è sempre qua. E poi ora te la chiange. La cosa bella è magari chissà. Che poi, questo fatto una cassa integrazione. Sì, ma i miei cognati però, sai che ero ripeto, e abbiano fuori dalla casa. Stavano riduciuto come cazzaranti, stavano riduciuti. Certo, ma perché tu come sei? Ancora, vai, che fai? C'è il pane? Ma purtroppo, quando si incaglia una socia come chi da do, appiccicosa e camoriosa. Sono queste due cose ci vende. Camoriosa, capricciosa e pirucchiosa, queste sono le tre virtù principali di mia suocera, che bella. Ma poi io ci vendo magari curiosa, azziccosa, lastimosa, ambiguosa e vado non dire di cucchiù perché ce ne fossero tanti altri di riratini, perché mi voglio fermare. Lei è convinta di farci del bene a me e a sua figlia, ma non lo sa, non lo sa quanto male ci fa, non lo sa. Petro, io non ci voglio bagnare, pane, giusto? Ma che sei essere tua moglie a farci lo capire, giusto? Ehi, giusto, hai ragione, e dice che un giorno o l'altro ci parlerà, un giorno o l'altro. Sì, un giorno o l'altro. Speriamo che vieni presto sto giorno, che a te devo finire l'ospedale dei pazzi. Al mio ospedale dei pazzi. Sì, ah, no. prima che succedesse chissà, da me soggi la seguità per la doppia. Va. E mi stava scappando la ucca, che mi stava Ti scappando. Io penso, ai miei cognati, come possono resistere 2 anni? 2 anni qui in sa casa, e poi erano a diventare pazzi. Io da 4 mesi già mi sento tutto paroncionato. Che non ti stai vedendo. Ah, poi chi fa l'aria, e poi ogni cosa ci vende la so, e può mangiare. Ah, mammita, io non vi mangiate la mozzarella, che è grassa e vi viene un colesterolo. Ah, mammita, io non vi mangiate la triaca pasta, che poi la sera truniate. Ah, mammita, non vi mangiate chiti che sono così ruci e l'altra che sono salate, ognuna ci rende una cosa. Oh, l'avevo messo un grucci, l'avevo messo. E la cosa grave è che lo sta facendo qua dentro, a me pure. Sì, però i tuoi cognati, sai, mi sono davanti, San Baiano una volta per tutti e salivano a mense vere. In quanto a te, caro amico mio, a te male ti vero. Male, ma mi pare che mi stai dettando, magari lo piccio mi pare che stai dettando. Io ti dico le cose come stanno, allora le amici chi servono. Sì. Ma comunque, continua. E continuo, chi te è dire, che sai che mi contano i miei cognati, che erano privi della loro libertà, della loro intimità, perché appena si abbrazzavano, si basavano, spuntava la mia soggerazza affettosa. Tu sai che mi disse Franco? Ah, che si era dimenticato come si faceva. Invece tu ti ruoti, vero? Non ruoto. Guarda, io 2 anni non ci voglio arrivare, a 2 anni non ci voglio arrivare e tu, quando è vero che sei amico mio, che sei mio compare, tu mi devi aiutare in questa situazione. Come è possibile, dico io, che tu sperimenti sempre cose, scherzi, i cristiani passano da l'aria e non ti ha sperimentato niente più da mesoggerazza per farla ieri fuori del campo? Niente. Ora a dire che quando non ne puoi più, mi fa sapere che ci facciamo qualche bella sorpresa, ci facciamo pigliare scando e così non ci viene qui, Caino. E preparati perché io già arrivai a temperatura, già sono pronto. Ora a complicare la situazione. Sì, mi sembra magari 2 mesi oggi. Ah, a proposito, ma come sta? Ah, come sta? Non si intende come sta. A di chi è buono, a di chi ne ha ragione più. Di chi ci senti, a di chi non ci senti più. E poi spara certe papalate. Certo. Ma prima quando io era buono di testa, che era buono, che ragionava, che da me so ce la governava, ora io subiamo, da secchietta subiamo. Sì, e magari a te sappiamo da secchietta. Poi questo fatto una cassa integrazione, a posto sì. Speriamo che si risolva questa situazione. A me non mi aiutassi che spesi. No, manco un dei spesi ti aiuta. Che spesi mi aiutare? C'è la casa maresita, antica come antica io. Ma meno che su ma che fanno che fa fare? Il bagno, la lavanderia, la cucina, tutto così io li feci, io. Tu spendissi soldi. E io esco soldi e pago sempre. E poi com'è possibile che ogni volta che viene alla mia casa, com'è possibile che si scorda sempre i soldi? E poi mi sembra tu qualsiasi cosa. Ma è una rendita, lo so, ce l'ha. Ma perché sei così pensieroso? I problemi sono i miei e tu sei pensieroso. Sogno pensieroso.
io si intende a te, non mi marito. Eh. E anzi, tarico tutta, mi facesti scoraggiare. Sì, va perché bene. io penso, se mi sta ingagliare una carusa che aveva una macchia come a tua soggiera, non mi consumai io. E allora ci stai attento, no? Oh, male, stati tranquillo, come a me soggera non ci n'è, il talo stampo. Sì, a me A noi sai che avessi a fare? Avessi a trovare una carusa che fosse senza macchia. E attenzione, se avessi patria avessi a essere buono di testa. Sì, ma danno me soggero buono era di testa. E poi a me soggera pare che la frequentava io. Oh, ma sei proprio disperato, non può fare di questa maniera. Se tu soggiera non si decide a sbammare, che il moglie non fa niente in questa situazione, vuol dire che entra qui in gioco Donato, tuo compare. bravo. Ti faceva una bella sorpresa, a così tu soggiera, sbamma e non si Io vede. sto aspettando questo, che almeno tu mi potessi aiutare. Tu basta che mi stai cerca di dicendo, aiutarmi, non bravo. può fare di questa maniera. Bravo. Ma io sento una tia, sai che penso? Che se mi avessi a fare zitto, la prima cosa che ci dicesse fosse Lucia. Aspetta, perché Lucia? E no, perché se non si chiama Lucia io non mi picchia, Sì, cominciamo di avvissati nuovo. siamo, va. Mia Sì, nonna sì. come si chiamava? La Dorana si chiamava Lucia. Bravo, io parlo buona mozza di mia nonna, se non si chiama Lucia non mi marito. Ah, va sì, bene? certo, beh, certo. E ci dicessi, ma Lucia, Tomazzi, che è morta o è viva? È importante, no? Importantissimo. Perché su è morta siamo a cavallo, ma su è viva lei che uscita dalla testa fine bene. No, e non è che ci pensava tanto io a sta cosa, chi sta la pensata buona, Certo. Buono sai che chi a fare, adesso perché c'è amici cercano con te pare mia, e chi la casa di Giacinto, che fai? cretino, ammucca tutto, ci pare praticamente che io mi chiede sempre, senti voglio parlare con mio zio, che ha 10 anni che è morto, certo. e ci sei come ti posso aiutare, e ci studiai sta seduta spiritica, che ci vai a casa e io cretino, ammucca, ti faccio assettare, e ci dico, ora chiudete gli occhi, se no io non poi lo scopro, Certo. no? Comunque io non ti pare l'occhio, io ci faccio, Giacinto! Ma vedo da Indo come si prega! E qui c'hai da un Che cretino, mucca E a tutto! mica da ne soggera magari gli dà un mucca tutto cose. sì. E allora no, tu a pensare che Ida vede all'incarnazione. Sì, va bene, all'ingannazione. Di Lugna? Sì, di Lugna, e che c'entra? All'incarnazione, va, e fantasmi, e spiriti. E spiti! Sta cosa è buona. Ci potremmo studiare qualche cosa sopra sti figli. Pensi che potremmo fare qualche cosa? Ma ora io che ci stai pensando, ora ti studio qualche cosa. Sì, sì, e la facciamo scandare che spiti. E ti stai dicendo, e io ne penso a te aspetto. Ora me ne stai scappando che dicendo mi aspetta. E poi te ne Basta dici, che mi ma- stai tranquillo, però va, non fare di questa maniera perché non ti posso Vai, sapere vai. più voi. Ah comunque, ma tu immagini che non la faccio Ma che signor Dago, capitano, io stai c'era per divertirmi. E io sono qua. Ah, certo. E io te schietto, e che pensieri hai? Ti specie di fare i seduti spiriti a divertirmi. Ai, certo, io non ci rissi niente. Ma più davvero che stai ascoltando come si fa? Ma com'è possibile? Quando è che travagliava? Mi ricugliava a casa. E giusto magari mia suocera non c'era. Ma io mi ricugliava a casa che era stanco morto dal travaglio. E pensate di sonno che mi faceva, che a tutto pensavo. Ah poi invece, da giorno, quando è che mi lo spiegava che tornava dal travaglio che era più spindolito, più fresco, e voleva fare qualche cosa, mentre mi avvicinava con mia moglie, qua arrivava. Da disgraziata, da cosa fittosa arrivava. E io restavo così, No. Ma questa situazione si deve risolvere. Nel bene o nel male si deve risolvere. Amore! Ah, Gioia, che? Tornasti? E tu nai? Ah, bella Gioia. Spesa, spesa. Bravo. Allevamilla qualche cosa alle mani! Hai ragione, non ci penso. Sembra imbunuta! Bravo. Ma senti, ma quando spinnisti, Ah, non si può accattare più niente, Proprio non si può accattare più niente. Di uno saccio come un cristiano, una cristiana, potesse arrivare a fino mischi. Io non ho Ma senti, idea. ma i briochini non mi cataste? I brioscini? Ma ti stai dicendo che non si può accattare più niente, i brioscini? Ma quando spinnisti? 60 euro. 60 euro, tu busti di cose. No, ma lo sai che fu? Al supermercato Eh? incontrai a mia madre. Non sapevo io. E io stava scudato i soldini. Certo, chi mi dice? E perciò ci ha fatto prestare 100 euro. 100 euro ci rasti? Oh ma io Pietro, ma lo sai che poi lei ce ne dà il doppio? Sì, ma andandosi mi picchia un triplo. Piccamora ne fa compagnia. No, Piccomora ne asfissia e tu non te ne rendi conto, ma da sta casa c'è una cappa, Ida, che ne va a morire occupati, perché quando c'è Ida noi la sindiamo sta cappa. Quando lei non c'è, la cappa resta lo stesso. E a Macola che io lavo finestre per fare cancellare l'aria, per dire le cristiane che passano, io sento qua e moro occupato, moro. Io saccio che certe volte è insopportabile, ma è mia madre.
è troppo gelosa. Pida, io sogno ancora figlia di famiglia. Katia, questa discussione l'abbiamo fatta 1001 volta. Vedi che arrivava un momento di chiarire la nostra posizione qua dentro, eh? Che io non ho coraggio. Ma perché non si comanda sopra? Perché? Perché quasi quasi hai ittato fuori la casa, ittato. No, non è che hai ittato fuori la casa, Ce ne dissi 4 belli e buoni capisci di bambineri. Certo, vabbè, quindi qua tornava a diventare rispetto un'altra volta. C'è Pietro, ma ti contavi che ce ne dissi 4? Ida ci va una volta l'anno. E noi altri ce ne diciamo noi. E magari che viene una volta ogni 6 mesi, ma conto stesso, ti giuro. Perché ogni giorno qua è. Ogni giorno qua è. No, non è vero. Capitavo che qualche giorno non è venuto. Certo, e poi l'indomani viene 3 e 4 volte a recupera, senza considerare il fatto che ogni sera si cucca a casa, sera per sera, nel mio letto grande con materasso in lattice e nei momenti di intimità io resto come a baccalà. Che io non hai un carattere di mesoro, Petro. E poi vi dica mesoro, ha resistito 2 anni, Non parlare di 2 anni, non parlare di 2 anni, perché vedi che tu non già resistessi 2 anni. E a me a Pittavero mi buttassero a manicomio, per davvero, ricordo. Giovanni. Pietro, amore, al supermercato, me mangi, mi rissi capelli romani. Davvero? Sì. E allora chi può dire che abbiamo tutta la serata? È tutta nottata. Non ci posso credere. Vero Guieva? Vedi qui è. Chi sei? Sicuro. Pronto? Mamma, chi c'è? Abbiamo sesto senso, Va bene, mamma, va bene. T'aspetto. Chi ti disse che avevi chiuttato? No. No? Mi disse che sta venendo ora. Ma c'è Pietro, te lo giuro, la prossima volta stacco il telefono. Chi sta al telefono? Che è peggio? Che ti chiama? Trovo occupato e si imbaia una bussa. La sua casa viene a capo per rimproverarci. Per dirci che parliamo assai al telefono e che poi la bolletta viene salata. A uso capo va ida sta bolletta. E noi ci chiude una volta e non ci ne abbiamo a nulla. Ancora più peggio, a cui stiamo venendo spisati perché chi ne l'abbiamo a terra e poi andiamo a chiamare chi ne fa pissare la porta. E se non ci riesce lei da sola, si fa aiutare dai pompieri, chiama l'ambulanza, i vigili urbani, i carabinieri, la costura, a tutti chiama. La di finanza, l'FBI, l'esercito della salvezza, vai, a Pietro. Sì, abbuffonimi, tu abbuffonimi. Ma che ci posso fare io? Pazienza, Pietro. Pazienza. Pazienza, dai, pazienza. Tu mi picchi con buona Hai mia. ragione, pazienza. Katia, ma domani il telefono, che ti dici che vieni ora? Oppure perdeva un po' di tempo? Veramente mi dissi che prima di venire qua a passare la farmacia. La farmacia con questa legge influenza che c'è per i veri, le farmacie sono chini e allora un po' di tempo ce l'abbiamo per noi. Ehi! Non esagerate a mamma, non esagerate. Vedete che così sprecate un sacco di energie. Sì. Meno male che io uso sempre per bene per un giorno. Ma se non più altro, sarà che ci volessi una fetta di cannoiorno e per te, faccio una sbattuta ogni 5 minuti. Ma che mi dici? Non vi potete permettere. Troppo spreco c'è. Acqua fresca! Una. Oh papà, ogni Un massetto. Tu ti stai a ditta, male non te ne fa. ma chi fa stare a dita Cavena? Aspetta! Atterravo. Ma che ne siamo?
A che uno siamo? Papà, Ah, a me casa sì, Ah. io sogno Katia, ah, Katia, sì, sì. Ma dici che era più meglio, che era più lucido. Fino a 10 minuti fa buono era. Ora cominciava a sciammare. Mamma, e quando che ci viene sto coppo, pare che la mia mi dà. È buono, mamma, buono, buono. Ma tu immagina, mamma, tu immagina se sto X veniva a me. Magari Dio, Come poteva fare tuo padre per aiutarti, la rifrescavo. E che io stesso di una macchina? No? Meno male la mamma che ci viene a Irro, meglio Irro che me. Mamma, ma per favore, se lei questa cosa dici. Oh, fida vera, mamma? Che ti pare? Manco un rotto. Peccetto. Ma io parlo, io cazzo su, sempre discussione. Lo sapete che faccio? Io me ne vai a casa di meno peso, me ne vai a casa di meno peso. Papà, calmi. Chi Dai, sei a casa di togliendo il Petro? Aspetta che Petro vieni, che c'è papà che ti vuole, cai togliendo, cai. Vieni qua, accoglilo 2 minuti, 2 minuti. Cai, talia, Papà! Oh, papà! Caso, come si ha? Ma tu così, così. Come così? Papà, sono Pietro! Pietro! Sì, Eh. ti conosco, sì. Ma ci dai sto mangiare un porco! Ma che c'entra sto poco? Sto poco, ce ne sta un poco! Appena mi la mia penso poco, ma io lo so! Figlia mia. Certo, che quando che ci viene sto coppo, pare che la mia non mi dà. Che faccio? Ci picchi catte? Bravo, perché ci cacca? E Si picchi yoga, catte? se Sì, lo- yoga! Ah, così rimina! Questa mamma mi posso la riminare! Passa tempo, papà, passa tempo. Papà! Ci sono i gatti! Sì, i gatti. Ma tu così. Sogno sempre io! Togliendolo, Pietro! Pietro, sì. Uno, ci dai sto mangiare. Niente. Non mi chiamate più, non mi chiamate più! Niente. Sta cominciando a ragionare. O fondo consente niente. Ah, signore. Non sente niente, vero? Sì, i rendi mi la vai, sì, la sono pulite. Vedete? Ma vedi che mi dà capazzo, mamma? Che buono? A che non capisci niente? A che ci sente? A che diventa sordo? Mamma, che vita che facciamo? Specialmente quando sogno intra. Solo soletta. Ma tu sei sempre caro un bilice scatolette! È buono, mamma, è buono. Avanti, mamma, organizziamone perché io a mammozze vengo qua per darti una buona mano d'aiuto. Avanti, voleva buttare qualcosa da mangiare. Ma mi scudai i soldi? E quando mai? E non posso accattare niente, state facendo. Meno male a mammetta che la spesa faceste tu. Ma se ti scudassi qualche cosa, non ti preoccupare. Che ci mandiamo a peggio. Usciamo uniti! Va bene, Petruzzo. Tu non ti preoccupare, Non ti devi preoccupare. Che fino a che c'hai sto pezzo di soggero, a te non ti mancherà niente. Niente! E non ti scorreggiare, Vedi che soli non siete, no? Ci sogniamo, mamma. Ciao, paparetto. Guarda, magari che ne trasferiamo qua. Che bello! Così lo uomo umano dire bene. Stai un bazzello, va! Speriamo! Ma tanto che ti pare che questa cassa integrazione finisce subito? No. Sì, ancora prima che cominci a travagliare? Che bello, che prospettivi! Mamma, stasera facciamo salsiccia che patate. Assassinza. Non devi segare, mamma! No! La salsiccia è grassa, Un grasso fa chiamare un colesterolo. Tutte cose acchianano. A me mi stanno scendendo! Vediamo così. Ma che mangiassero fagioli oggi? No, Allora roccola affocate? no, perché? Perché? Stai sentendo un certo odorino? Peggio. Ma che fosse tu? Io queste cose ne faccio! Che hai due intoppato? Mamma, o vieni fuori, o futto peggio. Pendoliamo! Avanti, facciamoci cangiare l'aria. Avanti. E con te
Peccio, potessi scendere a macelleria a cattare qualche cosa per stasera? Ma come mi dispiace, Petruccio, che state in scena sto dicendo, va? Certo. Ma te pare, sogno una sbadata. Certo. La sai, un borsellino? Dai, su po' tavolino. Pare che stai venendo io. Allora, e faceva oro piccolo. Oro piglio questa mano e ora lo posso questa mano. Fate 4 mesi che passa, 4 mesi. Ah, quando sei spiritoso. È spiritoso. Ma io volessi vedere tu senza di me come facessi. E poi ti informo che io vengo spesso per mia figlia. E se tu venissi meno spesso, fossi meglio, perché così io con tua figlia potessimo chissà fare e quindi... Ah, quando sei spiritoso, va, quando sei spiritoso. Per favore, amore rapaci, scendi a macelleria e accatta un poco di figo. Segna tu! Di sera fido come santi, non andate a mangiare mai! È veleno! Oh! E allora piglia un poco di pizza. La pizza. La pizza va bene. Una coda. Oh, però. Sì, però. L'affare fare è semplicissimo. Guarda, ci affari mettere poco di pomodoro. Pochissimissima di mozzarella. Perché cos'ha? Perché pumarore che schifio di mozzarella ci mettono. Io da pizza, mieci, ci faccio vendere doppia mozzarella, Mozzarella. a chiappera, Chiappa. alivi, Alivi. pochi salsiccia, Salsiccia. uova, cavaliposo Uova. e se c'è l'ago ci faccio vendere magari un po' di figo. Un figo. Senti, peggio. Per mia te la può fare magari con veleno dei suggi. L'importante è che a mia, a mia figlia e a mio marito una porta semplice. È semplice da porto. Oh. Ma sono un po' sempre mucchiere, perché si vede la parte di veleno. Mamma, tu però non è che devi essere troppo... Troppo chi? Che stavi dicendo, Troppo capriosa? Ah, mamma. Ah, mammetta. Tutte pare volessero avere una mamma come a me. Che si perso stampo. Non ne fanno più. Ma peso, un sennio peso, Papà, Pedro si inniva a cattare qualche cosa per mangiare. A cacciare, io non che stavo a cacciare, e che fai? Ora, Che capisci, fai? basta, Nura. Allora, che le ci vuoi allora, e che siamo ne tu? Che l'ho già fatto ancora allora? Sciatuzzo mio. Avanti, mamma. Organizziamo una mamma. Che c'è da fare? Perché io vengo qua per darti una buona mano No, non è dice di fare, Ma mamma. tutto lavate lei? Tutti lavati su. Tutte cose sistemate c'è? Tutto cose sistemate, mamma. Ah, mamma, guarda, buttai a vestaglietta, se ci vuoi sbarattare un minuto sbarattiamo che io... No, non c'è niente che sbarattare, mamma. Guarda, mi buttai a portare lavoro, cioè, ughi, tardi, a fondiare un Non uovo. è fondiare, mamma. Ma sicuro che non c'è niente da fare? Sicuro, non c'è niente che fare. Può essere, mamma, ti dico che a tutto cose dicono. Ah, mamma, meglio così, non riposiamo. Ne riposiamo. Senti, Giuliuzza, Chi c'è, mamma? a stasera ne bucchiamo una stanza elettrica, papà. Certo, fosse per me, magari in terra. Magari che c'è sta scoriosa che mi scende tutto qua, fino a 9 ascendendo là io. Ah, però, mamma muzzo, papà in terra non potevamo fare buccare, perciò ne bucchiamo una stanza elettrica, non ti sediare. No, mamma, io non mi sentivo. Vedi quando avevi capi cuccate qua, che vado cuccato sempre, non me letto. Solo una volta capitavo che mi ci cucca io. Non me l'è. Capita vero una volta? Una volta. E quando fu che non viene? E come mamma? E perché non viene? C'è messo! Denuzza, che bello Denuzza! La signorina Tina! Ciao Filippo, signorina Tina! Come si? Ma che fai? Ci sei tornato dopo pellegrinare? Oh, che se sogno che ti regalato un anno. Ma tornava ieri? No, allora, è come una brava vicinetta di casa. Vieni subito a trovarmi, mi chiede lei che ti buttai, io quando rifaccio io. Uno per via e uno per via. Ma grazie mia! Grazie, Ma che pensieri gentile, ma figurati. Filippo, Talia. E questo nonno, e perché non si dà che stava a fare? Perché non si dà C'è che... meschino, ha ricontato che ci viene sto coppo. Pare che alla vita mi dà. A sette, da sette. Ma ci veda, ma chi mi conta?
Ah, che ti puntare con me? Ma Dorietta! Hai che chi lo compagno? Katia, mamma. Pensaci tu. Io sono giusto che veniamo con Marina per regalarsi sola. Cagati ci ha usati, che gli passare che non mi mirano. 4 anni, ma ne passo 4 mesi. Ma io già ne mi sapriare, per tutte le cristianette, per tutte le animalette. Ma con Marina? Per l'animaletto pagare priasso. Oh, comare, e non sono magari creatori del Signore. Vero, comare. Dorietta! Ma stai facendo un godo! Allora ha ragione. E che sai quando non ha ragione con me? Katia, mamma! Ma aiuta, mamma! Vieni qua! Vieni qua, vieni qua. Ho bagno! Ho bagno! Con tutta questa ginnastica che faccio, con tutta questa panza, non mi scala, no, non mi scala. Bella. Dimmi, comare, allora. Senti, ma contami, togliendo, chi si dice che togliendo? E io non lo so dire, comare. Che non è testa legge, consigli, non ne picchia di nudo. È sempre saputello, comare, saputello. Io prima di battere veramente ci farai. Un cioè solo e a 4 cose ci risse. Comare, davvero? Cacetto! E che ci dicesti? Ci risse peggio. Vedi che hai una soggira di uomo. Falla venire quando vuoi e quando ci piace. Ah, ma che lo fa proprio su bene. E io che dici, comare? E io mi disse che prima che era moriosa, eccetera, eccetera, e dopo diventasse magari invece cosa, e più chiusa. Invece cosa? E me lo chiusa io? Io, comare, io? Gesù! Non verrà così. Figa, vuoi che tu consiglio di mia? Che certo. Tu che inizia a venire quando vuoi e quando ti piace. Chi stai a tua casa? Chi ti ha detto figlia? Oh. E sto conto non ce la darà a nudo. Comare, ora che mi diceste questo, io di Caingia non mi muovo più. Non mi muovo più. Mi stabilisce qua. Brava. Ce l'hai a fare vedere quattro. Sapete come nome? Brava. Questo sì. E che poi io ci dissi, Petro, non so girare come Ida. Vedi che non c'avevi manco se giri tutto il mondo. E io comare? E io riesci che mi più perdi di cacciare. Gesù! E poi mi disse magari che se la stimusa e c'è di minusa. La semusa c'è di venduta io? Io, Mi comare? dispiace, Antonia, stai Ah, calma, stai calma. Ah, comare, che ti dire, Che comare? mi dire conti? Comare, a di quando avevo messo in cassa... Ah, cassa! Che perché avevo posto al supermercato? Ma quale, comare? Ah, cassa integrazione. Tu non ti puoi immaginare di quanto mi costano. Ah, sapete? Certi vuoti figli non sanno i sacrifici che fanno i genitori, non sanno, non capiscono. Ah? Mamma! Ah, mamma. Vedi come va ora tia? In questo momento è lucidissimo. Lucidissimo, comare, come una scappa appena all'uscita. Vecchia però. Ah, comare, mi facevi? Ce lo metto pigiama. Chi può fare? E quando avevo cacciavini su X, solo mio marito non sapeva fare niente X. Sempre io ci a pensare in tutte cose con Maria. Ah, fai tu. Vabbè, invece di deve andare. Quando ne vedo, mare, quando ne vedo e quando ne sento. Ma chi mi vuoi? Tuo marito? Se saliamo non c'è vado con tua madre. Di lui parlo un cane cagliatta. No, mio marito ne sciù per raccattare qualche cosa per mangiare. Certo che tuo marito non è che gli avevi tutti i tatti. Caria, vedi che tu a tuo marito da dire d'accordo, affronta a tuo madre e cerchi di bello in qualche troppo. Non ti preoccupare se va chiappata, poi facete la pace. Ma c'è che io non hai un coraggio. Ma guarda ci riesco andare. Vero? Donna, cerca di lasciarli in bacio di caro, si falli respirare. Ma c'è io lo so che certe volte il tempo che morriosa, solo che non capisci quanto soffriamo, soprattutto mio marito. E quando soffro io, a dire che io quando soffro. Ah, io Gianni, quando prima pacci mio. Fai che mi commari, fa respirare
Senti Carusi, che mi devi così a soffocare. Signorina Tina! No, vicinetto, ciao. la pizza! E la pizza non ci calavo Caruso, e chi due pizza non ne potevi fare. Ma io mi ti finì io stesso. Ti pigliai un pane integrale per te che fai a dietro. Io mi betone poi la paga, non c'hai anni. Un pane siamo la più mia. Io ho sfilatino per domani. E vabbè, a un certo punto non accomodiamo con quello che c'è. Ma non è la faccione a casa, Da banna, ando bagno come pace. Anzi, quando ti usiamo bisogno. Tu va? fai pure, Catiuccia, che io vado a fare un cammini eh? maio. Se no a casa, oh, signorina Tina! Che si dice, Pazzi mio che ci rissi, Ah, io ci farai con Paccirio. Io però magari con me. Ah. Io ci risu fatture da saggira. E che ci rissi? Peccio, Ah. fatti sentire. Va bene. Ietti la fuori a me con mare, che io faccio quando è insopportabile. Ma non ti sto fuggendo che ti sto rovinando un matrimonio. La vita, la libertà, l'individualità. Oh, scusate, non per sapere i fatti scelti vostri. Ma una video, non è video intimità. Chi sì, veramente? Sono fatti scelti che non ci riguardano a lei. Sì, perché mi rispondeva così. Propriamente. Ma io conosco bene. E io posso bene ti E proprio rispondere. che io ci rissi proprio ora. A me comare. Ci rissi Antonia, figlia mia, che non essere troppo camoriosa, lasciare liberi. È brava. Eida. Io ti risci che la colpa è data. A me? Sì, 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 sì. Perché? E risci da quando che si è messa a cassa, Eh? ci fa spendere un sacco di soldi. Sta perocchiosa, Mi schifosa. raccomando, piccinetto, mi raccomando, io non faccio niente. No. Piccinetto, mi raccomando. Niente ci dico. Lei però mi ha visto a fare una cortesia. Nica. Non mi chiamare più piccinetto, perché mi va bene un po' di nervosismo, va bene. Io se avessi avuto figli, l'avrei lasciato ben liberi. Brava. E certo. Basta del caro, non mangiamo più. Katia! Chi c'è, Pietro? Ma che stanno facendo? Non sai, ma stanno facendo? No, Pietro, che a me pare ci viene a diarrea. Non si detto. Tutto cosa io, cioè non è Tutto che cosa non io. ci vede mai niente. Caruccia, fai una cosa, facci una bella limonata che ti stringe. Ora, per Signorina Tina, sarò da cortesia prima, ora c'è la cortesia numero 2. Non la chiamare Catiuccia Margherita, perché il nervosismo di prima, ma chiara che sai, ma chiara? Va bene, vai, buona minimale, che sei fiscidato. E chi mi dice mia? Sì, la buttai 4 savanini per i vicinetri. Ah, di sì? casa. Sì, taglia Catiuccia, ci buttai chi su cani. A mucchieri del dottore. Che una su trova. Giusto, dottore. Chi su ca ci buttai mucchieri del marasciallo perché una su trova. È vero. E chi su ca? A mucchieri dell'avvocato. Che una si può trovare. Vero, E poi pensai magari parino. Che una su trova sicuro. Vero, E la moglie, Nendi? Porti figlia Spirito Santo, ma non mi facete parare, Certo. non mi facete parare. Certo. Vieni vai io prima che... Ma la moglie da Cirno con Nendi manco? E ci insisti, ma fare sciogliere per forza corona. Che donnavi due. E io per non fare particolarità, non ci ne buttai a nudo di tutti noi. Brava. A dire uno richiesto che è meglio peggio, lo che trovato. Allora. Una moglie bella, raffinata e onesta. E tu che fa? Un cretino fa. Lasciatemi neri perché non capi davvero mi smuova. Sì, inizia, va che è meglio. Vieni saluto. Avevo voglia di quando di viene resine. faccini, Arrivederci. Ci stava magari con lei. Ma scelto che è meglio da bocca di inganica, ne chissà. Perché? Anche se lei ha detto, sai che mi disse, che a sua vista ha avuto figli, io te l'ho vista lasciato liberi. Magari te se ne accorgi che tua madre è soffocante. Giù, ma poi vi dice che facciamo storie. Un romanzo potremmo fare, noi storie, i promessi sposi. Io, tu e la mala suocera. Io Pietro, pazienza, per Ma favore. che pazienza, che pazienza, dai, pazienza. dai. Non da cucciare, che venite sempre. Oh, tipo- Katia, mamma. Mamma, ma che fu? Ecco qua, mamma. Oh papà, non ci arrivavo. Non ci arrivavo, mamma, non ci arrivavo. Tutto. Mamma. Le pambelate entrava a scabagno. O le vai a doccetta.
Comunque, vedi che mi sa lavatrice, mamma. Ci misi roba che salutavo. Ci misi cosette, i pantaloni, la camicia, la canottiera. E mutanne? Ah, mamma, la bagliettare. La bagliettare, mamma. Senti, chi ti trovi in intero Germania? Sì, Catania, Brasile. Intero Germina, mamma. Chissà, Sì, chissà. sì, lo frigorifero è stata catapicchio. Oh, è scongiurato. Ma che c'entra Brasile Catania? Filippo Casono. Dai, mamma. Mamma, Ma quando vieni? Che c'è se non bagno? Ancora? E sto vale? E sto vale? ora comincia a parlare. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, ti giuro. Vieni con me. Vieni con Papà, ma chi hai? Come ti senti? Ma tu così, così. Ma col sogno, il primo sogno. Ma primo? Che sogno secondo io? No, ma che sono primo? Amore da bagno, madonna. Amore, aiutami. Papà. Aiutami a buttare sta cannatore. Aiutami a buttare sta Io spero di trovare il coraggio il prima possibile. E prima lo trovo coraggio, perché se non lo trovi tu il coraggio lo trovo io e ci penso io, sai? No. Fai fare tutto cosa mia, perché poi finisci caíta e non ti può bere di più. La verità, siccome impazzisci per mia, non ti impugnare, che io la voglio a bere. Finalmente papà si è adormito. Meno male. Meschino, va. Meschino di quando aveva che ci viene su coppo. Pare che la venna Mi sta vedendo che cosa? A metà, io sogno a metà. Basta, non ti avanzo più. Ma che a me che il fuoco di aria pare. Allora, Vedi che si attacca i biglietti. Ma quale attacchi epilettici che lo sappia a Mari? Katia, se tu sei a mare non dobbiamo magari tu che non sei Natale. Su Ido sappia a Mari, io mi ha presa Ido. Katia. Arrivati i figli, va. Quando diventavo maleducata. Ah, certo, cucù pratica. Ma sto meglio. È proprio camorrioso, capriccioso e magari poi tu chiuso sta diventando. Sì, magari poi Donia! Che succede? Che lei sta togliendo una signora come una furia! Allora? Ma che succede? E che stai facendo? Che io che sto facendo? Sto facendo i robbi e mi stanno magari i mutanti, mi cascano le mani, Comare, Katia ne scia presaito. Katia! A Katia l'hai visti? Ma come fa? Che sicuramente pensa che alle scale da lì che passava. E da vedere questa coincidenza, da vedere. Finiscila! Contami, ma che fu? Che succede? Tutti pazzi sono. Se ne viene a mare. A mare, questo tempo? Ma che se viene a pescare? E a pescare. A pesciari! E qui la parte vuole! Non riesce! Dai che te la vostra, non riesce! Hai sentito Scrooge, hai sentito! Cazzo su, spiriti su! Ma quale spirito? No! Sapete che può essere che è vero, nella mia cucina non volevo una idea per agganciare casa. Oh, comare! I miei nonni hanno nulla in casa fuori. Ora c'è tu bucci denti, sai, ma dito con me quanto cose strane che sente. Ora c'è tu bucci denti,
Ah, così presto presto si calma e lo mettiamo in un lettino. Poi cestino, e che siamo? All'asilo siamo! E siamo all'asilo! Ah, no. Che ti fai in bisolino. Pisellino lo chiama ancora, e che significa letta? Pisellino! Pisellino! Vivi. Non fare gargarismi, non fare gargarismi. Ghiotte! Ecco Maria. Acqua fresca tu qui. Comare, di quando che ci viene sto X diventava una citruzza una iaggia. Appena come oggi si addormisce. Che vuol dire comare? Hai tu tutta sta pazienza per davvero. Ora fini di dirci la taglienda. Ah, per davvero comare? E che ci paresse un'altra volta? Tu ci dissi che piccinetto già, aveva farla venire quando vuole, la soggia che mi vuole bene. E tu comare? I due solite cose. Donia non ti merita. No, Io già quando briai, San Giovanni Rotondo, baccipio, quando briai, baccipio, che fai che a me con Mario, che a me nel piccinetto dopo, sta rimuovo, Un po' buono. E poi più che diceva? Baccipio, sai che mi rispondeva? Non è cosa. Sgraziato. Non è cosa. Sgraziato, si fa cannucci, magari a Camporrotondo si fa cannucci. Basta ancora, mi vai, Sì, aspetta, va, va sì, bene. che mi gira fare ancora tutte Va cose bene, come com'è? scappa come una fuga. Avanti. Madonna, che bello, pare un angeletto senza ali, com'è? Mischino di quando ci pigliavo sto coppo, pare che alla vita mi dà. A tutto dico io, a tutti, sempre. Dimmi ne vai, ora che non voglio, che caro si tornano e mi trovo un calcio, che sta bacidera, guarda. me ne vai. Ciao, Beda, mi raccomando, contami tutte cose, Ti informerò, ti aggiornerò di tutto. Ah, basta, ciao, rimanete. Un mare! Senza mutande sei scemo! Senza mutande! Ah, che stato che hai? Ciao! A chi con mare gentile, chi con mare preziosa, ma quando mi vuole bene, ma come mi capisce e mi difende. Ah sì, a ce ne picca con mare come Ida. Io ne conosco che fanno una faccia davanti e 100 da dentro. Aida no, mi vuole bene. Ma pare per davvero un angioletto, un poco vecchio, ma un angioletto degnoso. Sciato, dammi vita, dammi casa e dome cori, gamba tu e comore muore. C'è tutto mio, a come ti riducista così proprio ora, che stava a godere la pensionetta, ma a godo io. Certo che passa fatta apposta. Ah, supposta! E quando mi dici di mettere nell'anno, e allora ti dicono, gli pennoli, gli uno sciroppo, non le dico. Sciato da mia vita, sciato da mia vita. Ciao mamma! Sei bella mamma, casi. Sei bello, va. Che vero? Ciao. Buonasera. Ammazza. E ho piacere che dici? Tutto bene, non lo sai di me soggira. Ma tu non ce l'ha lasciare a tua sogira. Chi te non ci sa badare. Intanto è tanta, non è come a mia che c'hai soletta. Senti, piuttosto, per cercato nessuno. Non ne sono? A respirare aria di mare? Buono, per l'aria di mare ci fa bene a me. Ma che finicchio, sono dormisceo. A così fa piora, mamma. A che vigliante. A che salloppia. Ci dette 30 gocce dell'exotane. 30? Mamma, ma non tu lo sai? Ma quale? Tanto dici più, dici meno, lo stesso roba. Parrao, dottore parrao. Ah, mammita, che vita che fai? Ma che vita che faccio, mamma. Ma che vita che faccio. Per tutti hai pensato. Per tuo solo e c'è pensare. Per tuo cognato e c'è pensare. Ma che che mi do il cuore. E per tuo padre. Di quando che ci viene sto coppo. Pare, che non mi dà. No, a me sembra una cosa, dici, però, E invece mi soruzza com'è, che io la vicchionna che è vero. Niente ci fa mamma, vero io, sembra vero, magari per te.
Ma chi hai che devi così stanca, surata? Che fa? Stanca? Ah, tu non sai che tu che faccio io tutta la giornata? Per tutto è pensare io, sbaratto, cucino, tutte cose. Tutto. Tutta, mamma, certo. I primi tempi, Catiuccia non era abituata. Ma ora sono contenta, perché io vengo qua, ci faccio compagnia, sbaratto, cucino, stero, come facevano altri. E altri volessero la libertà. Mamma, non tocchiamo sto tasto, eh? Invece comincia da riposare, che mi pare che fossi ora. Mi pare che ti facesti un po' curannuzza ora. Invece tesoro Katia, magari che anni a mio mi pare sempre una caretta. E tu a mammetta, che sia amica, di quando che te ne fuiste così. Devi andarsi una cavaglia. Devi andarsi. Tu scordasti, vero? Tu scordasti di tutti i voti che venivano out. Veneva? Stava sta brutto da. Non ti ruote che era sempre ne out, non ti ruote. E come non potevo scordare? Ora devi andarsi mammetta magari tu, crescisti. Meno male che cresci, io picchisso cosa mi libertà. Senti, allora ti ci dice a tesoro che fosse tu che mi mandassi la tua casa. Mamma, cerca di capire. Senti, non voglio capire niente più ora. E per ora io manco dopo. Oh, e come può essere? Tornare villeggiante. Villeggiante tornare. Non vedo occasione, che vanguetta siete nella seggia. Ciao Katia. Ecco la libera. Come stai? Ciao, e come stai? Catiuccia mamma, un papà si adormisciò. Che facciamo? O cuccamore, poi lo sbighiamo o poi facciamo dopo? Che dici tu? Quando ho fazzoletto. Ce l'ha fatto la mamma. Sì. Ma allora perché vengo io? Ah. Per darti una buona mano d'aiuto. Avanti. Mamma, Ora. che faccio uno sviglio? Non te ne segare, ci penso io. Ci penso io che c'hai i modi giusti, io ho abituato con me, senta voce e si sveglia duce. Filippo. Filippino. Filippuzzo. Filippa! Che fu? Una su. Amore da banda, Sì, una buttata. No, via. Una buttata. Ah, sì. Asaccio. Lasciatelo. Vieni. Una buttata. Da stanzaletta. Sì, asaccio. Lascialo là. Vieni. Una. Pure io. Ah, sì, asaccio. Certo che c'è il figlio consumato. Come ti capisci, cognato? Come ti capisci? Ma quando non già passato non può capire. Non lo può capire. Ma quando avevi su casa? Ma quando avevi? Prima dissi che va bene richiuttato, ma poi di chi telefonavo, chi tu avevo telefono e hai visto il telefono tutt'uno. Tutto, va. Come ti capisci? Senti Franco, Dimmi. tu a mia ma lui ha una curiosità, ma dare un consiglio più che altro. Fare, vedi? Io volessi sapere, ma tu con Isabella, Sì. va, come facevo lo... Ah, come facevo? Come a fare? Ah, muccione. Come muccione? Certo, ne approfittavo certe volte, quando io da picchia se ne andò a bagno, e un altro ne menavamo. Ma so quando vado a bagno e più veloce la luce. Magari in di mia, una chiusa di botte, una tirata di catenella. Quando aveva diarrea. A diarrea. Solo papà ci viene a diarrea, io non ci viene niente. Ah sì. E che usaggio, però certe volte ci facevamo vedere gli occhi a diarrea. E come facevi? Come? Cacciava i cosi, i cioccolatini. Io converti. Bravo, io ti conosco, cioccolatini, belli cioccolatini e pure là. Cioccolatino e pure là. Lo sai che non ti faceva così esperto? Io sono organizzato. Bella rizzata, È più grazie, forza, bella è rizzata. più forza. Ora io mi organizzo queste cose. Sì, quello no, non ti organizzare più, non mi fare più niente perché i primi tempi funzionava. Ah poi dopo, dopo 2 mesi, non capivo. Andiamo se più cioccolatina, a fare la dieta. Bene, c'ho altro rimedio perché non funziona. Che suaro cavolo. Di chi stai parlando, ah? Di cose luci. Ah, l'esperienza che avevamo fatto noi altri, che ci ha raccontare. Isa, siamo consumati. Ma anche i cioccolatini ci vogliono. E come vi capisco, E solo Katia non capisce. E va bene, qualche giorno capirò. E dai però, Suruzza, non è che tu ti fai acchiappare ogni giorno con tuo marito, a poi il piccolo la mamma. Io capisco che tu non trovi il coraggio, perché manco io all'inizio trovava. Però che poi, dopo 2 anni, ogni sera a stessa storia.
chissà, ci preparava roccola affogata a Franco, che ci piacciono tanto. E Ida, ah mammetta, Gesù, roccola affogati, troppo pesanti, ne restano tutte sopra lo stomaco. Non è meglio che prepariamo un poco di brodo di pollo? E poi sai come finiva? Che noi oggi ne vivevamo un brodo di pollo e Ida si spoppava l'ossa. Poi dopo che aveva mangiato, chissà, Ida si va a cuccare, no? Ovviamente non lo sciuletto. E allora noi oggi, insomma, cercavamo un poco di intimità. Qua tuppava Ida. Ah mammetta, Gesù, a così oggi sprecati un sacco di energie. Bevo oggi ci volesse una fettina ricanno ionno. E qua ci vuole sbattuti ogni 5 minuti. Ma io, bello ionno, ma vi chiedi ripeto, a tale e ce ne disse 4, 8 e magari 12. E noi ci deve essere partire 13. A così porta pochi fortuna di sta casa. E va bene, prima o poi capiterà. Prima o E poi. purtroppo la mammetta è così, camuriosa. Capricciosa, pirocchiosa. Certo, sempre nostra madre, attenzione, però con tutto l'affetto, con tutto l'amore. L'amore, è proprio quello che io non per essere insisto, ma mi stai scudando l'amore. Ma piuttosto chi sta facendo la papà? Quando vero. Ma un bello vecchio. E perché non ne stiamo abbrazzando? Se dobbiamo abbrazzare, dite arrivato. Su. Sicuro. Pari casa d'un miscio. Pare, sempre che lo fa apposta. No, Ida, vi sta venuto, che vi pare? Fa, ma poi non fa niente e si stanca magari più assai. Va bene, va. Che fa? Chi sta? Andiamo? Stiamo a chiedere a mangiare la pizzeria, Giuseppino, dai. Giuseppino. Che bello fatto. Com'è? Bello da zia. Avanti, va, Soruzza. Mi raccomando, prima ci pensi e meglio è. E quando ti si diari, fallo, Va bene. Ciao, Pietro. Ciao, Katia. Ciao Franco. Fate coraggio. Va bene. Salutate a Giuseppino, Che bello fatto. A studio mio figlio va a avere 2 anni. Penso, 2 anni. Invece abbiamo 7 mesi. Franco, qua! Sei venendo. La sua macchina, precisa. Attenta. 7 mesi, se continuo così il nostro figlio mi chiama Nanno, mi chiama. Pazienza. Gioia mia. Pazienza. Magari per stasera, ne pare a mia, Ne ne cucchiamo. potremo coccare in doppio pane. E certo, di sta casa non si mangia più, non si dorme più, non si fa più niente. Va bene, pazienza. Abbiamo letto ora, Ah, pigliamo un solo. e pigliamo un solo. Più fa non. A mamma, sì, io a coccare. Aspetta un attimo, perché io prima che resto, aspetta un attimo che vado a controllare. E controlla, Gioia. C'è scuro, non si vede niente, ma su fermi. Maci mia. Sono fermi. mamma! Ma c'è come si combinava? Chi fu, mamma? Ma pigliare una cubettetta? Perché il papà sta ciandoleando da freddo. Certo, se un cugno con me, io che sento cauda, mamma, mi fa surare tutta. Vabbè. Piglia una cubettetta, secondo me vado, papà c'aveva qualche centimetro di freve. Io con questa cupetta un ciuccio fitto come un salamino, fermo, e così potremo dormire sia io che io. Va bene. Avanti. Buonanotte. Buonanotte. Piglio la cupetta. Si vende la crema, andava faccia. Hai certo, a mucca tutto cose che tu vedi in televisione. Pire c'ho lo miracolo di facci più, no la crema andava faccia. La cupetta? Ci pigliai. E allora? E allora? E allora? E allora? E allora, Gioia, speriamo che non vieni.